dei no Green Pass per domani pomeriggio con il blocco dei treni in molte stazioni, tra cui Mestre, Zaia. Legittimo manifestare, inaccettabili le violenze. No al ticket d'ingresso a pagamento a Venezia e ai tornelli. Il ministro della cultura Dario Franceschini in visita alle gallerie dell'Accademia invita anche la città a guardare oltre la monocultura turistica. Programmati gli approdi temporanei delle navi da crociera a Porto Marghera per il 2021, la crocieristica si prepara a ripartire nel rispetto della tutela delle vie d'acqua a monumento nazionale. L'Ulstre Serenissima lancia gli Open Day per la vaccinazione anti-Covid delle badanti a Marghera, Milano, Dolo e Chioggia. Sono circa 7.000, non occorre la prenotazione. Quinta giornata di ricerche dall'esito negativo in Val di Zoldo. Ancora nessuna traccia del 39enne di origini veneziane di cui non si hanno notizie da giovedì scorso. Ieri vertice in prefettura. Più di 60 opere del 600 e 700 veneziano, alcune mai esposte prima, da oggi visitabili in nuovi spazi restaurati delle gallerie dell'Accademia. C'è anche una tela del Tiepolo lunga più di 12 metri. Nostra intervista alla madrina della Mostra del Cinema, Serena Rossi, che ci rivela le emozioni del suo arrivo a Venezia e come sarà la cerimonia di domani sera che inaugurerà il festival. Buonasera, ben ritrovati. Edizione dunque del telegiornale di Antenna 3 dedicata a Venezia e alla sua provincia. Legittimo manifestare le proprie idee ma inaccettabili le violenze e le interruzioni di pubblici servizi. Così il presidente del Veneto Zaia sull'annunciata manifestazione di domani dei no Green Pass, e il governatore dalle gallerie dell'Accademia dove ha accolto il ministro Franceschini è tornato anche sul tema dell'accoglienza dei profughi. Io penso che la protesta, la manifestazione, anche di chi non la pensa come me, debba essere difesa. È giusto che possano manifestare le loro idee, ma non si possa arrivare a interrompere pubblici servizi come il caso dei treni. L'annunciata manifestazione dei no Green Pass per domani pomeriggio con il blocco dei treni in molte stazioni, 8 anche in Veneto, fa discutere e rischia di inasprire ulteriormente un clima sul tema dei vaccini diventato ormai pesantissimo, con violenze e minacce inaccettabili. Sulla questione torna anche il presidente del Veneto Zaia. Il linguaggio utilizzato da alcuni e le gesta di pochi non fanno onore di certo a chi non si è vaccinato, perché le aggressioni giornalistiche vanno assolutamente censurate e condannate senza se e senza ma le aggressioni in generale, pensate a tutti noi amministratori cosa abbiamo subito fin dal primo giorno. Penso che ogni amministratore, anche l'ultimo sindaco del comune più piccolo, può presentare le sue lettere anonime con le minacce, nel senso che ormai è quotidiana. Da domani la certificazione verde diventa obbligatoria sui treni a lunga percorrenza, aerei, navi, oltre che scuole e università. I no pass e no vax alzano l'asticella e minacciano di bloccare il paese. Io non sono convinto che la soluzione sia quella dell'obbligatorietà del vaccino, di far pagare le cure, per carità, però è pur vero che ci si debba incontrare a metà strada. Non è possibile che ci sia un popolo che ha scelto di vaccinarsi e una parte minoritaria di questo popolo che vorrebbe, dettare le linee del comportamento. Decisamente no. Altro tema caldo nel dibattito politico di queste ore è quello dell'accoglienza dei profughi afghani, con l'arrivo di un centinaio di persone in Veneto. Io penso che, come abbiamo detto, chi scappa dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni deve essere aiutato, senza se e senza ma. Dopodiché è giusto fare un distinguo tra questi profughi afghani e penso alle navi piene di cittadini del Nord Africa che noi ce li ricordiamo tutti, arrivavano con le scarpine da ginnastica, con la borsetta a tracolla e con lo smartphone in mano, dicevano che erano profughi, poi abbiamo visto che profughi erano. Sono attesi in serata a Marghera per l'appunto i 100 profughi afghani in fuga dal regime talebano accolti in Veneto, un'attesa proseguita per l'intera giornata. Inizialmente le famiglie destinate alla nostra regione dovevano arrivare nel primo pomeriggio all'ufficio immigrazione di Marghera, appunto, per poi essere smistate nelle varie province, ma l'orario di arrivo è via via slittato nel corso della giornata ed è ora previsto per le 22. Nella notte i profughi verranno poi accompagnati nelle varie sedi di destinazione. No al ticket d'ingresso a pagamento a Venezia e ai tornelli. Il ministro della cultura Dario Franceschini in visita alle gallerie dell'Accademia invita anche la città a guardare oltre la monocultura turistica. Penso che Venezia abbia una vocazione che
non è soltanto quella di ospitare turisti, ma è quella di valorizzare il proprio patrimonio storico, architettonico unico al mondo e di investire sul contemporaneo, sul presente e sul futuro. Venezia non deve vivere di solo turismo e se a dirlo è anche un ex ministro del turismo come Dario Franceschini, attuale ministro della cultura, il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, in città per l'inaugurazione di 2 nuove sale alle gallerie dell'Accademia, significa che il tema dovrebbe essere all'ordine del giorno di ogni progetto futuro per Venezia. Venezia è il luogo anche della Biennale d'Architettura, della Biennale d'Arte, di grandi istituzioni culturali private che investono sul futuro, quindi innovazione, ricerca, nuove tecnologie applicate ai beni culturali, sostenibilità, quindi è una grande sfida di coniugare passato e futuro. Ma il dibattito sul futuro di Venezia è anche di carattere amministrativo. Ad introdurlo è l'assessore al turismo Simone Venturini con una richiesta precisa al governo. Venezia è una città speciale e unica che però ha le stesse leggi e le stesse regole di ogni altra città. Faccio l'esempio dal traffico acqueo alla giurisdizione sulle acque che è spezzettata in 1500 diverse competenze, alla gestione del fenomeno turistico, alla gestione del fenomeno commerciale, perché le liberalizzazioni che hanno funzionato nei piccoli comuni della pianura padana forse non funzionano in città come Venezia. Se sull'importanza del rilancio di Venezia sono tutti d'accordo, scendendo nel dettaglio le differenze di vedute affiorano subito, a partire dal progetto dei cosiddetti tornelli caldeggiato dal comune per limitare l'eccessivo afflusso turistico. Penso che servono delle misure di limitazione degli accessi in caso di troppa gente, nessun ticket a pagamento. E penso che il modo per impedire l'accesso di troppe persone che mettono a rischio il patrimonio vada studiato con tutte le nuove tecnologie possibili, quindi le meno invasive possibile. Se diciamo tornello ci immaginiamo il tornello per entrare in un aeroporto, in realtà ci sono delle tecnologie che possono essere meno invasive e che ottengono lo stesso risultato, ma la scelta ovviamente dei sindaci e la competenza anche, noi siamo qua per dare una mano. Sono stati programmati intanto gli approdi temporanei delle navi da crociera a Porto Marghera per il 2021 per far ripartire il settore della crocieristica nel rispetto della tutela delle vie d'acqua di interesse culturale dichiarate monumento nazionale. Il calendario prevede l'arrivo di circa 18 unità a Venezia Terminal Passeggeri, 10 al Terminal Venice Roport Moss di Fusina, 1 al Terminal Vecon e 2 la cui destinazione verrà definita nei prossimi giorni. Le navi con stazza lorda superiore ai limiti previsti dal decreto percorreranno il canale Malamocco-Marghera. L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha avviato il confronto tecnico per i lavori che il commissario dovrà realizzare per gli ormeggi in vista della stagione 2022 e di quelle seguenti. Ora veniamo al tema Covid. L'Ulstre Serenissima lancia gli Open Day per la vaccinazione anti-Covid delle badanti. Abbiamo vaccinato qualche settimana fa i senza fissi dimora e adesso abbiamo deciso, anche su sollecitazione di tutta una serie di rete di volontari che ci sono in territorio, di fare un Open Day aperto proprio alle lavoratrici domestiche che nel nostro territorio sono stimate almeno in 10.000 circa della provincia di Venezia. È la nuova sfida della campagna vaccinale anti-Covid dell'Ulstre Serenissima. 4 Open Day aperti ad accesso libero a tutti gli operatori domiciliari di assistenza italiani e stranieri. 2 date al Palexpo di Marghera, 2 a Mirano, 2 a Dolo e 2 a Chioggia. Non servirà la prenotazione e in quei giorni potrà vaccinarsi anche la persona straniera che non abbia tessera sanitaria o sia in attesa di regolarizzazione. Se nella provincia ci sono circa 6.700 badanti regolari, dobbiamo aggiungerci anche 2.200 circa persone che hanno fatto domanda di regolarizzazione nel 2020 e probabilmente una fascia che rimane fuori perché è rimasta irregolare di alcune migliaia di persone. L'appuntamento è dalle 8.30 alle 13.30 al Palexpo di Marghera sabato 4 e domenica 5 settembre, al Bocciodromo di Mirano domenica 5 e 12 settembre, sabato 11 e domenica 12 settembre al Palazzetto dello Sport di Dolo e quindi a Chioggia in via Maestri del Lavoro sabato 18 settembre dalle 14.30 alle 18 e domenica 19 settembre dalle 8.30 alle 13.30. Per quello che riguarda questa azienda abbiamo raggiunto tra la giornata di ieri e oggi le 800.000 somministrazioni, che fatto diviso 2 sono più di 400.000 persone, quindi numeri veramente importanti, però manca ancora questa parte finale e spiace vedere questa contrapposizione non mi vaccino come se fossero atti d'imperio, ma in realtà se l'azione è comune, tutti capiscono che devono portare un pezzo della loro volontà, un pezzo di se stessi per dare una mano a tutti quanti, noi respiriamo. E
E della quinta giornata di ricerche, dall'esito purtroppo negativo in Val di Zoldo, impossibile ritrovare Federico Lugato, il 39enne di origini veneziane di cui non si hanno notizie da giovedì scorso. Ieri un vertice in prefettura. È purtroppo ancora negativo l'esito delle ricerche di Federico Lugato, il 39enne di origini veneziane, scomparso giovedì mentre era impegnato in una escursione che lo avrebbe dovuto portare alla Baita Angelini nella zona del Tamer San Sebastiano in Val di Zoldo. All'attenzione dei soccorritori le immagini riprese dai droni che hanno sorvolato ripetutamente i luoghi in cui si presume che Federico possa essersi trovato in difficoltà, ma il fogliame e i mughi che ricoprono il terreno non aiutano. Servirebbe una tecnologia spinta a raggi infrarossi, ma non è detto che neppure questa possa aiutare le ricerche, che ad ogni modo proseguiranno per almeno un'altra settimana. Così si è deciso durante il vertice di ieri sera in prefettura, che ha visto al tavolo istituzioni e enti coinvolti nell'unità di ricerca. Il coordinamento delle operazioni sul campo è stato affidato al responsabile del soccorso alpino Alex Barattin, in stretta sinergia con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Un importante supporto verrà fornito dai volontari di protezione civile, che anche da altre province stanno offrendo la disponibilità a concorrere nelle ricerche. Frattanto Elena Pancera, moglie di Federico Lugato, ha aperto una sottoscrizione di fondi per sostenere le spese dei pernottamenti e dei pasti delle persone che vogliono aiutare nelle ricerche. Ci mettono già le gambe, gli occhi, la voce, il cuore, spiega la moglie, che utilizzerà i fondi in eccesso per donarli al soccorso alpino, i cui volontari si stanno prodigando nelle ricerche, ad oggi senza esito alcuno. Cambiamo tema. Nonostante i numerosi appelli, il problema dell'alga che sta infestando il fiume Brenta non è ancora stato risolto. I sindaci si appellano alla Regione. I sindaci della Riviera del Brenta, attraverso il presidente della conferenza Marco Dori, continuano a chiedere un intervento perché spariscano le alghe infestanti lungo il fiume Brenta. Da Noventa a Malcontenta, Fusina, abbiamo delle situazioni ormai difficilmente risolvibili. Alghe che infestano il fondo del fiume, intere zone come ad esempio qui a Miraporte, che ormai diventano un tutt'uno con le sponde. Effettivamente è una situazione che va risolta. Questo è lo stato in cui versa il fiume ormai da troppo tempo. Tante sono state le segnalazioni, tante le proteste, tante le denunce, eppure ad oggi non è stato ancora fatto nulla, creando problemi alla navigazione, ai residenti e non solo. Il nostro è un biglietto da visita di un territorio famoso in tutto il mondo, e quindi noi vorremmo che il buon nome della Riviera continuasse a girare per il mondo, e quindi quando un turista viene da noi, sale sul Burchiello, sia contento anche di quello che vede e non solo magari di quello che purtroppo non riesce più a vedere. È una questione anche forse che va affrontata in maniera radicale, quindi ci auguriamo un intervento in tal senso, e perché no, utilizzando magari anche i fondi del piano nazionale. I sindaci infatti da tempo chiedono di intervenire per risolvere il problema, che appunto coinvolge anche il settore turistico in una delle perle del territorio. Ci siamo già appellati alla Regione, l'abbiamo fatto come sindaci, lo abbiamo fatto come primi cittadini, l'abbiamo fatto come conferenza dei sindaci, e adesso lo facciamo anche insieme all'Unione della navigazione, appunto perché il problema non è più solo, tra virgolette, di chi in questa città ci vive, ma anche di chi ci lavora. Gli operatori turistici hanno fatto insomma diverse azioni anche di protesta abbastanza eclatanti. Credo che ormai la questione sia sotto gli occhi di tutti. Alcuni anni fa è stato fatto uno sradicamento delle piante infestanti, però abbiamo visto che con il lockdown, l'acqua stagnante e quant'altro è tornata a fiorire più forte di prima, quindi io credo serva un intervento approfondito. Da tanti anni che si attende un dragaggio, non sono un esperto, ma penso che questo sia sicuramente il primo passo da fare. Ora di nuovo alle gallerie dell'Accademia. Abbiamo accennato poco fa alla presenza oggi del ministro Franceschini, del presidente Zaia. Più di 60 opere del 600 e 700 veneziano, spesso mai esposte prima, da oggi sono visitabili nei nuovi spazi restaurati. C'è, pensate, anche una tela del Tiepolo lunga più di 12 metri.
63 opere mai esposte prima d'ora o mai ammirate nella veste attuale attraverso un nuovo percorso espositivo dedicato alla pittura veneziana e veneta del 600 e 700. Con l'inaugurazione di altri nuovi spazi, le gallerie dell'Accademia di Venezia proseguono in un percorso di ampliamento della superficie espositiva e quindi dell'offerta artistica che non si è ancora concluso. Alle spalle c'è un lavoro enorme, c'è un lavoro di 4 mesi, a conclusione di un percorso molto lungo, anche cominciato prima di me, in cui lo staff del museo ha dato tantissimo. Noi crediamo veramente che queste sale daranno un'immagine completamente nuova delle gallerie dell'Accademia, non solo perché integrano il percorso, già ricchissimo della scuola pittorica locale, di tutto ciò che avveniva a Venezia nei secoli, ma anche la qualità della luce, delle finiture, per noi è molto bella. All'inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il ministro della Cultura Dario Franceschini e il presidente della regione Luca Zaia. Tra le opere che colpiscono anche per la loro storia c'è il Castigo dei Serpenti, una tela di Giambattista Tiepolo lunga più di 13 metri, che originariamente si trovava nella chiesa veneziana dei Santi Cosma e Damiano ed oggi torna ad essere visibile dopo un minuzioso lavoro di restauro. È un dipinto che è stato lasciato per 70 anni ripiegato in una scuola, in una chiesa in deposito. E lì è stato praticamente dimenticato fino al 1894, quando è stato recuperato, ma mai è stato restaurato dal punto di vista pittorico, per cui rimanevano come dei tagli, come delle profonde cicatrici che questa volta abbiamo deciso di sanare, e siamo convinti di quello che abbiamo fatto, di aver recuperato un grande capolavoro. Consegnati invece ieri pomeriggio a Giustiniani Leoni d'Oro di Architettura, alla presenza sempre del ministro Franceschini. Domani si apre la mostra del cinema, il presidente della Biennale Roberto Cicutto fa il punto. Che mostra si aspetta, Presidente? Faticosa e anche un po' dolorosa, perché non riusciamo a rispondere a tutte le richieste che ci fanno di presenza. È stata dolorosa anche per il direttore Barbera, perché ha dovuto dire tanti no a film che avrebbe voluto avere, ma non è un elastico la mostra del cinema. Però anche molta soddisfazione, perché abbiamo toccato con mano la volontà di produttori, registi, autori, artisti, attori di essere a Venezia. È un momento d'oro per la Biennale. A Giustiniani si è svolta la premiazione della mostra di architettura. Il Leone d'Oro per la miglior partecipazione nazionale è andato agli Emirati Arabi, mentre il miglior partecipante alla mostra è stato giudicato un collettivo tedesco di Berlino. Il Leone d'Argento per l'emergente è stato invece attribuito a un team olandese-statunitense FART. E domani si apre il cinema, il presidente della Biennale di Venezia fa il punto. La cosa che contraddistingue in questo momento la Biennale è stata la sua grande capacità di reazione, di adattamento. Abbiamo cominciato presto, abbiamo cominciato l'anno scorso con la mostra Le Muse Inquiete, come ben sapete, è una mostra che per la prima volta ha messo insieme tutti i curatori. L'abbiamo fatta perché era un tempo eccezionale, però è stato l'inizio di qualche cosa che continua a crescere ogni giorno, e quindi noi della Biennale, che continua ad avere i suoi punti di forza nelle mostre e nei festival, stiamo costruendo anche un percorso quotidiano. Presente alla cerimonia di premiazione anche la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano. E tutto questo non può che riportare Venezia in auge, come merita, non solo per l'Italia ma in tutto il mondo. Stiamo dando davvero grande prova di ripartenza. Nostra intervista alla madrina del Festival del Cinema, Serena Rossi, che ci rivela le emozioni del suo arrivo a Venezia e qualcosa di come sarà la cerimonia di domani sera che inaugurerà il festival. Non manca un saluto speciale ai nostri telespettatori. Serena Rossi, a Venezia compleanno speciale e madrina del festival. Quali sono le sue sensazioni? Beh, sicuramente un compleanno che non dimenticherò mai, è un compleanno unico, festeggiarlo qui con tutti voi mi dà veramente una grande gioia. Da stamattina che mi commuovo ogni 2 secondi perché sono emozionata, sono tesa, emozionata. Questo ruolo che mi è stato affidato quest'anno è un ruolo molto importante, un ruolo istituzionale che parla ad un pubblico speciale, che parla in realtà al mondo, perché è un palcoscenico veramente internazionale, quindi c'è anche questo carico sulle mie spalle che porto con grande felicità.
Accolta dal direttore del festival Alberto Barbera, Serena Rossi, madrina della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha già conquistato Venezia e il Lido. Proprio oggi festeggia in Laguna un compleanno irripetibile, come in una favola. Il fil rouge del mio discorso sarà un po' lo stare insieme, il noi, la condivisione, il lavoro di squadra, lo spirito di squadra, che nel cinema è assoluto protagonista dal set. Se pensi è un lavoro di squadra, ci sono 100 persone che lavorano insieme. Andare al cinema è un momento di condivisione e la condivisione è una cosa che ci è mancata tantissimo nell'ultimo periodo, se ci pensi. È orgogliosa di essere napoletana e non nasconde la gioia di vedere tanta Napoli e una grande Italia presenti alla mostra. Avere innanzitutto 5 film italiani in concorso per la prima volta, già questo è motivo di grande orgoglio, e tra questi, anche fuori concorso in realtà, avere una grande rappresentanza di Partenope mi fa felice, anche proprio l'idea di ritrovare qui i miei amici, colleghi, tantissimi attori con cui ho lavorato, con cui sono in contatto continuo, insomma vederli qui sarà divertente. Un grandissimo abbraccio virtuale a tutti gli amici di Antenna 3 da Serena Rossi. Su questo saluto noi ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e ora, come sempre, le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Settembre al via con l'alta pressione sull'Italia. Il mese inizierà con un tempo stabile e non sono previsti eccessi di caldo. Vediamo il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, lo vediamo, sarà asciutto ovunque con cielo sereno e sgombro da nubi, salvo per occasionali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature prossime alla norma, tipiche dell'inizio di settembre, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione con sole dappertutto e cielo limpido. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà possibile qualche addensamento, specie sui settori di confine, tanto sole invece altrove. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime infine sui 29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.